Ciao imbrottiti, oggi siamo a San Zeno di Cassola in provincia di Vicenza al Bar da Gigi alla tradizionale festa di San Patrizio. Fra poco sta arrivando l'estate, le spiagge del litorale veneto si riempiranno di stranieri. Andiamo a chiedere ai veneti come cercheranno di rimorchiare. Infradito o ciabatta? Ciabatta. È meglio che aveva Savata. Savata, l'infradito, te rose che in mezzo di Potrei avere Savata se è fatta, o no, spagna skate e 2 ore. Però è bello andare in accappatoio con le ciabatte, con i dei fuori da ciabatta e tacciare sul caffè. Devi guardare il mare. Quindi le tue ciabatte sono con le dita un po' aggressive. Esatto. Infradito primo nemico, però è più comodo, perché a Savata ti strucca un fianco laterale e si fa che fa la borsa che ti fa rumore. Sì, perché con l'acqua fa che cicche zacche che non si bello, che pare che ti si deve andare a fighe, invece no. Mi dà fastidio la roba in mezzo ai lei. Rustico c'è Maria a ciabatta, che voglio che le cammini a fa sciac. Tu sei più rustico, più... Sì. Poi nere della volta, beh. Ah, quelle anche belle coprenti. E strap. Ah, quelle con lo strappo. Bravissimo. Quindi ciabatta con lo strappo. Se vai in capannina... No, te vai a comandare, cioè sei a casa tua là. No dai, scalzo, cioè... No, ciabatte se mette l'antisesso. Ciabatta sempre, fidei di fuori, a Savata te conquisti a nastro. Savata, l'uomo è essere maschio. Di cuoio o di plastica? Plastico che al mare, da butti in acqua, si slava e via. Savate. Ma sai che non avevo dubbi. Savate dell'ana, magari spiaggia. Su cosa punti per conquistare una donna in spiaggia? C'è un sguardo molto sexy, molto... Ah, sexy. Sexy, sì. Dopo dipende da tosa a tosa. Però con lo sguardo sexy... Sì, con sguardo sexy ti porti a casa tutte. Pro fare l'ebet. Orologio de oro, poi no. Anche a petto nudo? Anche a petto nudo, soprattutto per me è un bel crocifisso che arriva qua proprio. Lì proprio... Date i copi proprio, devi usare questo, oro. I costumi che si vede la presenza è un bel bianco e possibilmente addominare un po'. Che non è il tuo caso. Maglietta smanicata perché ho la panza e a Savata de cuoio. Silvan va sempre a Lignano Sabbiadoro. Millimetro 18. Di solito sono troppo impediti con l'infradito, quindi meglio la ciabatta. Ma sai che anche lo slip c'è il suo perché? E lo slip mai. Perché? Mi si secca, posso dire. Ah, Do you beer and bar? Veneto, do it better. Tongi patongi, presente? no. Cos'è? Te ruzzi il capezzolo un attimo arrogante. Solo Gesù può fermartela. E poi parto con Tommesin, Spris, una bicchiere plastica e io porto. Modelli a tuo piacimento e là te fai il macello. Si punta il chioschino e lì ci si lancia. Tu punti sul chiosco. Sì, il chiosco è il mio mondo. Vieni con me a bere drink qualcosa al bar. Penso di essere un po' un personaggio a una certa ora. E di conseguenza appunto su quello, po' avanti, col coraggio un leone. Te un muccio davanti, ti spari sul muccio, no? Prima o dopo ti imbecchi una, no? Ti che da ordinare tutto il bar, ti imbriaghi e si conquista. Va il lunedì perché estetista e parrucchiere si a casa il lunedì. Mi raccomando, se è un giorno fondamentale da si in spiaggia il lunedì. Parola veneta che insegneresti per prima a una straniera che deve assolutamente sapere perché. C'avemo! Ah, vai subito sul cultura veneta, c'avemo. Mona, perché se sei in Veneto bisogna che ti sappia dire Mona. Coa. Coa è proprio una parola importante anche per una straniera. E cosa viene a fare qua? Spris. Camporea, dell'origine della vita, tedesche, e bionde lupolate e sempre bagnate. Tearo, perché vuol dire tante cose tearo. E cioè andiamo a casa che tearo, se no che è un bel tearo, ti si fatta bene, ti si bea. Quindi è sempre femminile l'ambito. Sì. Passo pressa. In Veneto la parola macho è una cosa importante ed elegante perché macho. Ah, elegante. Bevar. Mona, perché concretizza il Veneto. Quando tu dici Mona puoi dire tutto e niente. Tongi patongi. Vedi che passa paura. You have drink so you won't be afraid anymore. Drink po'. Ah, drink po'. Invece bevi il Brenta. Drink the Brenta. Cosa deve fare una donna per essere sexy in spiaggia? Fa dei pose sexy perché attira l'uomo, o si mette con la panza bassa o anche con la panza alta. E magari con mega per insomma, siamo col fietto ladrio. Bisogna che si fa vedere tutta la mercanzia che ha e che va via senza costume, non so, così te la si fa notare. Ah, si fa notare andando via senza costume. Esatto. Topless è un...
Non vedo, non vedo. E poi viene là a tirare come una strassa perché deve ciappare il sole. Se bea, colorà, pitturà. Magari essere bionda. Magari anche senza tocco in cima. Pagarti da bere. In Veneto è il modo più facile e semplice per conquistare un uomo. A me mi piace un po' se ha le gambe aperte, tipo ti seguo la tagliata, che se vede un fia fuori, un fia... Tagliata da carne o? Sì, tipo che parla tagliata, ma in verità non è una tagliata. Chiaro bella del costume, un fia pieno. E lì ti fa secco. Il latte fa secco. Un ragazzo del sud vede una vene da passeggiare sulla spiaggia. Il ragazzo del sud lascia il gazebo per andare a conquistare la ragazza del E il Veneto? va sul gazebo.